Oggi Sottorete ci porta a Verona, conosciamo una realtà tutta particolare, quale quella di Sport Expo. Far conoscere e amare lo sport ai giovani e giovanissimi è questo il motivo per cui 10 anni fa è nata Sport Expo, la prima fiera italiana dello sport giovanile dedicata esclusivamente agli under 14. Ospitata nei padiglioni della Fiera di Verona, la manifestazione è oggi un appuntamento irrinunciabile per chi ha lo sport nel sangue, proprio come Stefano Bianchini. Siamo con Stefano Bianchini, l'ideatore di tutto quello che state vedendo. Come è nata 10 anni fa l'idea di creare tutto questo? È nata con l'esigenza di far provare a tanti bambini, il più possibile dei bambini, tanti sport, perché magari nel proprio sport si ha un mezzo campione e invece non lo è e in un altro sport lo è, quindi provare tutte le discipline in maniera che uno possa trovare lo spazio giusto sportivamente parlando. In 10 anni è cresciuto tantissimo e oggi ha ottenuto anche un patrocinio importante che è sostanzialmente la Vallo del CONI. Sì, la Vallo del CONI nazionale, questo è stato molto importante. Quest'anno abbiamo anche le 4 Coppe del Mondo di calcio in esposizione, quindi anche la FIGC ci ha riconosciuto questo grosso riconoscimento. Sì, superiamo penso le 60.000 presenze quest'anno. Se dovessimo un po' dare i numeri, diciamo così, quante società partecipano, quante tipologie di sport ci sono, cosa si può provare in queste giornate? Allora, sono 42 le discipline, quindi si può provare dai vari sport principali che possono essere tennis, pallavolo, si può provare l'arrampicata libera, si può provare l'hockey, si può provare il tamburello, si può provare tutto quello che può, arti marziali ce ne sono parecchie, quindi uno può venire qua e sbizzarrirsi. C'è anche la federazione orientamento, quindi insomma ci sono tutte le varie possibilità. C'è anche la possibilità di provare dei kart, in questo caso senza motori, insomma avete adeguato anche alcune discipline. Sì, no, l'abbiamo fatto una volta con i kart a motori, ma sono troppo pericolosi. Anno dopo anno la fiera è cresciuta, sono aumentate le discipline presenti, le associazioni e le federazioni coinvolte. Una cosa però è rimasta sempre la stessa, la scelta di dedicare l'evento ai ragazzi tra i 7 e i 14 anni. La scelta proprio del target, 7-14 anni, è per dire ai ragazzi provate, scegliete uno sport, basta che ne facciate uno. Sì, è quello in pratica, il successo della manifestazione è che far provare a gente sopra i 14 anni ormai non già un indirizzo sportivo. Dai 7 ai 14 hanno la possibilità di cambiare e scegliere quello che magari potrebbe essere un trampolino di lancio per loro. Tra le discipline presenti in fiera fin dalla prima edizione non poteva certo mancare il tennis. Con la Federazione Italiana Tennis di Verona abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. I maestri hanno capito la valenza, perché provare per i ragazzini è sempre molto importante, che magari non hanno mai provato e qui si innamorano e vanno nel proprio circolo tennis dopo a iscriversi. Siamo con Daniele Vanin, consigliere regionale. Un'esperienza importantissima questa, non sempre i bambini possono provare il tennis così liberamente come in questo caso. Certo, è una manifestazione bellissima, ormai è giunta alla 10ª edizione, quindi è storica e è soprattutto una tappa fissa nel panorama delle manifestazioni veronesi. La Federazione Tennis è presente da 10 anni, quindi sin dalla prima edizione ci ha creduto e i numeri ci hanno dato ragione, perché il fatto di far provare durante questi 2 giorni circa 2000 bambini uno sport nuovo come il nostro, ma bellissimo come il nostro, ci dà la possibilità di avvicinarli al tennis e eventualmente anche farli provare poi presso i vari circoli della provincia di Verona. Anche perché l'obiettivo alla fine è che comunque i ragazzi giochino a tennis. L'importante è quello. Per l'organizzazione di Sport Expo sono impegnate a vario titolo oltre 50 realtà tennistiche del Veronese, coordinate dal delegato provinciale Renzo Melegatti. Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano per far riuscire bene questa
questa occasione. È un'opportunità di promozione importante. Penso sì, perché intanto entrano gratis, provano gratis, che in questi tempi è già un bel motivo. E è un modo anche per appassionarsi. Ma magari l'amore per il tennis nasce proprio qui. Certamente, perché anche i maestri che hanno questo approccio giocoso più che tecnico è l'input per dare questo inizio. Se chi passa per Sport Expo si innamora del tennis è anche e soprattutto grazie alla passione dei maestri presenti in fiera. Siamo in compagnia di Gianmaria Ruffo, uno dei maestri che operano in questa manifestazione. Intanto che opportunità è per voi, ma in generale per il tennis, quello di poter far avvicinare i ragazzini allo sport in una manifestazione come questa? Data la portata dell'evento direi che è un'ottima opportunità. L'anno scorso abbiamo avuto più di 50.000 presenze per tutta la manifestazione, più di 2.500 bambini che sono passati dall'area tennis. Chiaramente, essendo open, abbiamo la possibilità di far provare il tennis ai bambini e ai ragazzini che non si sono mai avvicinati, che non hanno mai avuto la possibilità di provare con la racchetta in mano. Abbiamo i nostri colleghi molto preparati, molto professionali e con un alto livello di empatia che fanno provare questi ragazzini nella speranza che piaccia, nella speranza che si avvicinino a uno dei circoli affiliati alla federazione e che magari comincino a giocare a tennis. Cosa gli fate provare in questa occasione, in questi minuti che hanno per approcciare al tennis? Allora, l'obiettivo sicuramente non è quello di insegnare il tennis, non è il momento e non abbiamo il tempo. L'obiettivo è quello di fidelizzare i bambini, soprattutto i genitori fuori che guardano, facendo sorridere i bambini, facendoli provare a colpire la pallina, di modo che abbiano voglia di provare in un circolo affiliato. Quindi l'obiettivo mio e dei nostri colleghi è quello di farli sorridere, di farli colpire le palline e provare con mano quello che magari a volte hanno visto o solo in televisione o visto fuori da una rete di un campo da tennis. C'è una percentuale poi di ragazzi che ritorna dopo aver provato proprio qui? Allora, parlando un po' di numeri, la scorsa edizione abbiamo avuto più di 2.500 bambini che sono passati dall'area tennis, che era circa la metà di quella che abbiamo quest'anno, quindi quest'anno speriamo siano molti di più, e come numeri abbiamo quasi 400 bambini che sono stati in questi pochi minuti fidelizzati e destinati ai vari circoli per provare con i centri estivi, con le prove gratuite. Sono loro i ragazzi, i veri protagonisti della manifestazione. Per loro la parola d'ordine a Sport Expo è solo una: divertimento. Ciao, avevi mai giocato a tennis? No. Ti stai divertendo? Sì. Magari un giorno giocherai a tennis, cosa dici? Sì. È la prima volta che giochi a tennis? Sì. E ti stai divertendo? Sì. Dritto? Rovescio? Cosa ti piace di più? Tirare. Anche a te stessa domanda, è la prima volta che giochi a tennis? No. No. Quindi ti piace proprio questo sport? Cosa direbbe allora un ragazzino fra i 7 e i 14 anni che non è mai stato qui o che non ha mai fatto addirittura sport? Vieni, staccati dai tablet, dai telefonini, dai computer, vieni, perché lo sport, come dicono in America, su 2 euro investiti sullo sport, 2 dollari investiti sullo sport, se ne risparmia 1 nella sanità. Ci spostiamo di pochi chilometri rispetto alla fiera, ma restiamo sempre a Verona per conoscere una delle realtà tennistiche più vivaci del territorio, il Circolo Tennis Scaligero, che quest'anno ha conquistato un importante traguardo, la promozione in Serie B. Siamo con Riccardo D'Alegrave, il presidente di questo circolo. Presidente, se dovesse presentare questa realtà, come la presenterebbe? È una realtà storica di Verona, ha 67 anni, è un circolo, diciamo, che ha portato avanti in modo, diciamo, professionale sia soprattutto l'attività agonistica, la scuola, e nello stesso tempo ha dedicato molte attenzioni alla conservazione dell'ambiente e alla qualità di vita dei soci. Quest'anno tra l'altro stanno arrivando anche importanti risultati. Sì, siamo molto orgogliosi perché dopo anni di fatiche siamo stati promossi in Serie B
E devo ringraziare Nicola Bortoroso, il capitano della squadra, il nostro maestro, che è riuscito a raggiungere la promozione con giocatori del nostro circolo. Far crescere i giovani l'obiettivo del CT Scaligero, come conferma il responsabile tecnico del circolo. La scuola è quella della Scaligera Verona. È una scuola in grande espansione, contiamo più di 200 ragazzini, è un gruppo direi molto buono di maestri che sta lavorando bene e stiamo aumentando, stiamo crescendo, quindi siamo molto contenti. Speriamo sia anche di buon auspicio la Serie B, questa squadra, che ci aiuti insomma, a creare anche un po' più entusiasmo e aumentare un po' il movimento ancora. Un'occasione soprattutto per i vostri ragazzi per mettersi in luce e per provare esperienze diverse. Assolutamente sì, infatti in squadra abbiamo anche un ragazzo, Caruso Federico, che è il nostro ragazzo, diciamo la nostra punta di diamante della nostra scuola tennis, che fa parte della squadra ed è un'esperienza secondo me importantissima perché cresca anche di fianco a questi ragazzi più forti tennisticamente. Immerso nel verde, seppure nel cuore di Verona, il CT Scaligero può contare su 7 campi in terra rossa e uno in play-it, una palestra e una piscina scoperta, oltre all'immancabile clubhouse. E proprio in questa splendida cornice ha scelto di allenarsi uno dei talenti più futuribili del tennis italiano. Siamo con la punta di diamante del circolo, Simone Roncalli. Sei qui ormai da un po', come ti trovi allora a Verona? No, devo dire, è il primo anno che sono arrivato in questo circolo e mi sono trovato subito benissimo. Dietro la squadra c'è grandissimo entusiasmo da parte di tutti, da parte del circolo, e mi hanno accolto veramente bene. Ovviamente allenamenti e tornei ti portano lontano magari da questi campi, ma sai quanto importante sei poi per questi ragazzini che per esempio palleggiano dietro a noi, insomma sei un esempio per loro. Sì, no, guarda, a me fa solo piacere questa cosa, anche perché ero piccolino anch'io e quindi anch'io vedevo quelli più grandi giocare e ne prendevo esempio, quindi è solo una grande responsabilità essere da esempio per altri ragazzini più piccoli. E chissà che magari proprio da quei piccoli tennisti in erba del CT Scaligero non nasca un nuovo talento azzurro.